Il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 28 marzo dell'anno del Signore 2026. Io voglio salutare come sempre il nostro Alex Cereda che è già collegato, così come buongiorno il nostro... Antonino, buongiorno a tutti. Buongiorno, così come il nostro gradito ospite, alfista e soprattutto motociclista d'avventura, il nostro Marcello Carucci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Alex. Allora, innanzitutto, ciao Marcello. Ciao. La scorsa puntata è stata una puntata molto particolare perché io ho ricevuto tantissimi contatti, credo anche alla radio, perché la trasmissione è stata molto seguita e mi hanno riempito di domande. Io dico sempre, per carità, molti sono amici miei, quindi hanno il mio contatto telefonico, mi scrivono, però sarebbe anche bello che i nostri radioascoltatori mandassero anche online con il WhatsApp alla redazione le domande e noi risponderemo in diretta. Comunque, dopo tante belle chiacchierate, cito soltanto due nomi che sono quelli che con cui ho avuto un contatto più diretto, cioè Federico, che possiede una BMW GS 1200 di Roma, che mi ha fatto delle domande molto curiose, e Tonino, che ci teneva tantissimo che io lo salutassi. So che entrambi stanno in ascolto. Comunque, le domande più frequenti che mi sono state rivolte, anche per la grande curiosità che il nostro amico Marcello ha suscitato, ricordo chi non ha seguito la puntata scorsa che Marcello Carucci è un motoavventuriero al 100%, professore di educazione fisica, grande esperto di arti marziali che pratica quotidianamente nei suoi anche allenamenti, ed è un personal trainer, quindi è uno sportivo al 100%. Ha macinato qualcosa più o meno in 40 anni di attività, 2 milioni di chilometri in viaggi in moto, e oggi abbiamo nuovamente l'onore di averlo. Allora, andiamo direttamente alla domanda più curiosa. Federico, dopo una lunga telefonata, mi chiede se tu hai un camper o un qualunque tipo di assistenza di un familiare, di qualcuno, durante i tuoi viaggi. Idem Tonino e altre persone. Sono curiosi di sapere, perché dice, spesso si vedono, come nei programmi televisivi, un avventuriero solitario, dietro c'è praticamente una troupe che lo segue. Ci chiarisci per cortesia questo lato dei tuoi viaggi? Certo, io sto ancora a ride. Sì, no, io premetto che innanzitutto sono 46 anni e più che viaggio in solitaria, non conosco nessuna lingua e viaggio sempre da solo, senza nessuna assistenza. Per cui prima di partire faccio un tagliando accurato alla moto, parto da Roma, vado in destinazione alla meta e ritorno. Così ho sempre fatto per viaggi più lunghi, tipo Roma-Giappone andata e ritorno. Qualcuno non crede che ho fatto in 2 Marcello, ci sei? Proviamo a recuperarlo subito. Natalia, grazie. Intanto buon lavoro anche a te, Natalia. Allora, in attesa che il collegamento si riprenda, ricordo ai radioascoltatori che se ricordi anche il numero di WhatsApp possono anche scriverci per qualche domanda flash. Sì, 340-670-9659. Ecco, sono sempre Abbiamo anche il telefono 0292947222, quindi a maggior ragione vediamo un po' di recuperare il nostro Marcello e di insomma avere sue news e di completare questo nostro cammino insieme a lui, anche perché Marcello, appunto, con milioni di chilometri percorsi attorno al mondo, credo che di avventure ne abbia vissute e non poche. Magari se la regia gentilmente ci manda in onda un po' di fotografie, così anticipiamo. Le stiamo mandando in onda, infatti. Perfetto.
dei viaggi. Eccoci, Marcello, prego, vai pure. Sì, era caduta la linea. Pronto? Sì, si sente perfettamente. Sì, no, dicevo, rispondo alla domanda che mi hai fatto. No, io ho sempre viaggiato da solo, in solitaria, senza nessuna assistenza tecnica. L'unica assistenza faccio un bel tagliando prima della partenza. Quindi, ripeto, i viaggi più lunghi tipo Roma-Giappone, andata e ritorno in soli 2 mesi, 36.500 km, perché come ex insegnante io il 1° settembre dovevo stare praticamente al lavoro, a scuola. E ho macinato una media di 600 km al giorno, ma a volte ne facevo anche di più. E così anche con la Hayabusa, il viaggio più lungo con la Hayabusa, Roma-Mongolia, andata e ritorno. Come dicevo pure prima, non so se mi hanno ascoltato, non parlo nessuna lingua, e ho attraversato fino adesso 80 paesi, tra i quali, come avevo detto anche all'altra trasmissione, 4 volte Capo Nord, 5 volte Dakar, molti paesi dell'Africa, e la Russia l'avrò attraversata almeno 15 volte. Stiamo guardando le fotografie degli alberghi di lusso dove hai, te lo dico per scherzo, dove hai soggiornato. Chiarisci anche questa... Ecco, anche un'altra cosa che mi piace in questa domanda, perché molti pensano che viaggiare costa molto. Sì, il costo c'è, è relativo. Ad esempio, io tutta l'Europa, comprese le isole, mi manca solo Capri, l'ho conosciute facendo campeggio. Poi mi adatto nelle situazioni più particolari. Per esempio, tante volte, ma non per una questione di gusto, ho dormito su panchine perché magari non trovavo gli alberghi. Ho dormito una volta in Kazakistan su un pick-up perché mi avevano ospitato un distributore del benzina mettendomi a dormire su una rete. Poi ho visto che nella pavimentazione passavano dei bei poponi, e per cui ho detto fammi andare a dormire su un posto più sicuro, e mi misi su un pick-up e mi coprì il telo della moto. Poi ho dormito in stanzini, ho dormito nel deserto, sempre in sicurezza, perché lo dico sempre a chi viaggia. Spesso vedo su dei social, poi non so se è vero o non è vero, che c'è gente che si addentra praticamente in zone isolate, è pericoloso. Una volta incontrai, mentre che andavo in Giappone, 2 tedeschi che in Siberia andavano all'interno, andavano a dormire là. Io onestamente non lo consiglio, anche perché ho avuto una brutta esperienza, mi sembra che l'avevo detto nella trasmissione, in Georgia provarono a aggredirmi 2 volte in pieno centro e di notte, quindi bisogna sempre avere un posto per dormire con sicurezza, anche quando si sta in mezzo alla strada. Qual è stato, Marcello, il bivacco, si può dire, anche peggiore che hai trovato, cioè quello più estremo dei tuoi viaggi? Devo dormire e mi accontento così, è più estremo. Ma il più estremo, il bivacco più estremo. Dove hai dormito? Diciamo che quello che mi ha colpito la prima volta che sono andato a Dakar, dormì dentro a mi sembra che ti ho mandato anche le foto, dentro a un campeggio, ma era un campeggio per modo di dire, e come letto c'era un materasso per terra tutto sporco, pieno di scarafaggi, e io non riuscivo a dormire, dovetti ammazzare prima tutti questi scarafaggi. Poi vabbè, durante i viaggi, quando si fanno i viaggi in Africa, stavo in Guinea Conakry qualche anno fa, che l'ho fatta 2 volte. Ho dormito in degli alberghi dove pioveva dal soffitto, dove ho dovuto farmi la doccia con un secchietto d'acqua, a volte non ho potuto lavarmi, quindi ci sono delle situazioni particolari. Poi c'è chi viaggia con agenzie di viaggio, però secondo me l'avventura vera e propria, partire da casa, bisogna avere anche il tempo, affrontare le situazioni e capire fino a quanto uno si può spingere. Io adesso riesco a capire i miei limiti. Io addirittura ho viaggiato anche 26 ore, c'è gente che non ci crede e dice che
ma viaggiando in questo modo metti a rischio la tua salute e quella degli altri. Non è vero, perché riesco a capire quanto posso spingere e quanto riposarmi, ma come dicevo c'è sempre dietro una preparazione atletica e anche mentale, che quella è importante, che me l'ha data molto la pratica delle arti marziali e l'allenamento e la meditazione e tante altre cose. Capisco perfettamente, Marcello, hai toccato un argomento molto interessante, le arti marziali e la capacità di conoscere se stesso, cioè i propri limiti. Bravo. Io lo dico da praticante in passato, ma spero di riprendere le arti marziali a livello semiprofessionale, essendo stato istruttore federale anche. E nel viaggio non conta solo la preparazione della moto, ma soprattutto la preparazione personale. Quindi la pratica appunto dello yoga, l'autocoscienza, del conoscere se stesso e dei limiti aiuta tanto. Quindi in risposta a questi tanti amici che mi hanno chiesto, soprattutto Federico e Tonino, che ci teneva a essere citato, i viaggi di Marcello Carucci non sono sponsorizzati da camper, da team dietro, è avventura pura. E questa è una cosa che affascina tanti e che lascia anche increduli. Non e perché poi, Marcello... Scusa Alessandro che ti interrompo, ritornando al discorso dei soldi, no? Dice chi sa che cosa fai, quanti soldi c'ha, ma non è vero, perché ripeto, io quando viaggio poi sono delle scelte, uno magari preferisce fare 10-15 giorni in albergo a 5 stelle e lo fa. Io preferisco viaggiare il più possibile risparmiando, anche quando viaggio mi porto il fornelletto, mi cucino, vado nei supermercati e cerco di risparmiare, così invece di stare un mese posso stare 2 mesi, 3 mesi. Adesso sto già preparando dei viaggi, mi porterò la tenda, mi porterò come sempre il fornelletto, cercherò di vedere e di finanziare magari i soldi che metto da parte andando a visitare moschee, musei e così via. Io ecco, ad esempio, spesso sui social che scrivo dice: l'ultima volta che ho testato una moto per la Honda ho fatto Roma a Capo Nord in 4 giorni e mezzo. E poi dice: ma non vedi niente? No, allora devo precisare, guardate che è la 4ª volta, perché la prima volta ho dedicato 50 giorni per visitare tutta la Norvegia, Svezia e Finlandia. Quando vado in Russia, l'ho visitata 15 volte. Quando sono andato a Mosca, ho visitato Mosca, tutto l'anello d'oro, poi ho visitato San Pietroburgo, sono andato 2 volte a Murmansk. Quindi il tempo lo dedico. La Romania ci sono andato quando c'erano i tempi di Ceausescu, l'Ungheria pure 30-40 anni fa, perché voglio sempre ricordare che io viaggio dal 1984, ho percorso oltre 2 milioni di chilometri in moto, e tu sai che la Hayabusa c'ha 300.000 chilometri, la Cross Tour ce n'ha 240.000 e l'ultima moto, la Yamaha World Ride, con 4 uscite a 60.000 chilometri, per poi non parlare di tutte le moto che ho avuto in passato e degli 8 anni che io ho toccato le moto per la Honda, e quindi dei chilometri ne ho fatti anche con quelle. Volere è potere, come dico sempre. Sei un ottimo tester, tra l'altro sei stato ricevuto dall'Honda con gli onori che meriti dalla casa madre. Sei, ricordo, l'unico viaggiatore che io conosca che ha portato una Suzuki Hayabusa prima serie, quindi senza limitatori, senza aiuto di nulla, nel deserto di Dakar. Sfido chiunque a raggiungere quella meta. Sicuramente magari ci sarà qualche avventuriero che ci riuscirà, ma non è impresa molto facile. Tra l'altro, oltre all'abilità, ci vuole anche il coraggio. Che ragazzi, rimanere a piedi nel pieno del deserto, come ti è successo? Scusa che ti interrompo, ti volevo dire che quando sono andato a Dakar, ed ecco lì diciamo la forza di volontà, io rimasi senza benzina e praticamente sono stato dalla mattina al giorno dopo, e lì faceva oltre 45 gradi perché era agosto, con 3 litri d'acqua e mi bagnavo le labbra. Poi questa esperienza mi ha insegnato delle cose e ho rifatto nuovamente Dakar per altre 4 volte, l'ultima l'anno scorso, portandomi 20 litri di tanica e niente, se va avanti, non ci si ferma. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono visitare il tuo sito, che è www.marcellocarucci.it.
ci saranno tantissime foto, ci sono dei racconti, ovviamente è un sunto di tutto quello che è la tua vita e i tuoi percorsi, i tuoi viaggi. Io ti seguo da anni, ti conosco da tanti anni ormai, ed è un'avventura, perché comunque devo dire che Marcello durante i suoi viaggi non si isola completamente, perché rende partecipi chiunque lo segua tramite Facebook e gli altri canali telematici, quindi mandando le fotografie, raccontando in quel momento dove si trova, come procede il viaggio. Per noi è come viaggiare accanto a lui, in maniera molto più comoda, ovviamente, ampiamente serena da casa. Ci terrei anche a dire che i viaggi di Marcello non sono solo viaggi personali per esplorare i paesi. Marcello ha anche una missione, quella di portare un sorriso ai bambini. Ci vuoi parlare meglio di questo aspetto? Sì, praticamente Alessandro, io porto, ormai sono anni, circa 20-30 kg di giocattoli e poi li distribuisco lungo la strada. Ad esempio quando vado in Africa e in Mauritania, adesso sono in contatto con un maestro della Guinea-Bissau, dove 3 anni fa sono andato in Guinea-Bissau, ho conosciuto questo maestro, il dirigente di una scuola costruita italiana, probabilmente che in futuro ci vado, e voglio stare almeno lì una decina di giorni e collaborare con loro e magari sotto forma di attività motoria intrattenere i bambini. Sono esperienze che poi ti danno qualcosa anche nella vita come gratificazione, no? Perché quando tu vai in posti, in villaggi africani, ti presenti con questa motola, i primi ad arrivare sono sempre i bambini e poi sono anche gli adulti e praticamente do quello che posso, capito? Poi nonostante ciò poi ci sono delle critiche negative, ma non mi interessa perché io vado avanti. Ad esempio io ho dedicato anche un viaggio, mi sembra che l'ho detto a te, ho dedicato un viaggio anche a Simoncelli quando morì, sì, logicamente con l'autorizzazione di Chedi e la fondazione. Feci un viaggio lunghissimo, quando ritornai i miei video furono messi nella onda di Atessa, Onda Italia, e dopo qualche tempo mi chiesero se davo la moto a loro praticamente per un controllo dopo che ero andato in Giappone, e la aprirono completamente e dedicarono 20 giorni, 20 pagine su questa moto che attualmente ha 240.000 chilometri, ancora ci viaggio. Quindi un grande successo. Quest'anno ci sarà un mio piccolo contributo per questi bambini. La moto viaggerà, lo possiamo dire in anteprima, anche con il logo di Radio Libertà, che è un tuo personale omaggio. Grazie. Ringraziamento per il tempo che ti abbiamo dedicato, ma Marcello non scomparirà perché scomparirà, attenzione, radiofonicamente, perché ci terrei che ogni viaggio che tu fai ci vieni a raccontare, anche ovviamente un piccolo sunto, le tue avventure e le tue missioni. Radio Libertà e soprattutto il garage dell'Alfista terranno sempre la porta aperta per sentire i tuoi racconti, le tue avventure, tutto ciò che appartiene a un mondo meraviglioso che è fatto di motori, di viaggi, di contatti sociali. Questo è molto importante. Io ti conosco e devo dire che incarni il perfetto educatore, perché hai insegnato ai bambini, hai insegnato ai ragazzi anche in zone difficili. Non stiamo qui a raccontarlo. E avere il successo, la capacità di conquistare tutti, i bambini, i ragazzi, anche quelli più estremi che vivono nelle periferie, non è da tutti. Significa una grande capacità della conoscenza della società, di se stessi e soprattutto l'amore per il prossimo. Quindi doti che fanno da contorno ancora più bello ai tuoi viaggi e a chi ti segue, perché in tanti ti vogliamo bene, ti seguiamo. La nostra amicizia è comunque ricambiata dalle tue avventure, dal contatto umano che hai con tutti. Comunque Alessandro, scusa, comunque sì, riguardo alle visualizzazioni, calcola che io gli ultimi viaggi
io ho il profilo professionale, arrivo oltre 2.500.000 visualizzazioni, e poi c'è chi commenta, chi non commenta, però diciamo che Lo le vedo. visualizzazioni ci sono. Hai Poi visualizzazioni c'è il fatto enormi, che tu enormi. no, dicevo il fatto che tu dicevi delle persone che mi conoscono. Io ho amici in Algeria, che sono stato 5 volte in Algeria senza assistenza, sono arrivato fino a Tamarasetta, ai confini con la Libia. Ho amici in Marocco, mi scrivono dalla Russia, dalla Corea, da tutte le parti. Peccato che io non so le lingue, però oggigiorno viaggiare rispetto a 40 anni fa è tutto più facile. Pensa prima, quando si viaggiava e si Senza andava internet. in Russia, in Romania, solo con le mappe che io ancora uso. Adesso è facile, basta che c'è una moto affidabile, accendi, metti il CONTOM, scarichi le mappe, e quindi, però nonostante ciò c'è gente che ha paura ad affrontare viaggi, ma quello, la sicurezza si vince e si è padroni muovendoci piano piano. Non è che io il primo viaggio che ho fatto pensavo di andare in Russia, dico mi piacerebbe, adesso io se vado in Russia, vado in Africa, per me è come andare a Napoli, andare a Palermo, da altre parti. C'è una sicurezza, no, dovuta all'esperienza e al crodoio, giusto o no? Giusto, Marcello. Il tempo credo che purtroppo sia finito, anche se mi sarebbe piaciuto continuare la nostra discussione, che continuerà in altre puntate. Adesso ci metteremo d'accordo se prima del viaggio o dopo il tuo viaggio sarai nuovamente ospite. A me farà tanto piacere, e così anche i nostri radioascoltatori, che vedo sono numerosi e molto curiosi di conoscere le tue avventure. Benissimo, insomma il primo viaggio che farò sarà a giugno, farò sempre 3 viaggi, e quindi Benissimo. partirò a giugno, farò un bel viaggio, anche questo, poi magari quando rientro, se c'è la possibilità, lo racconto. A te ti terrò aggiornato strada facendo, va bene? Grazie Marcello, grazie di cuore, e a presto. Grazie a voi. Grazie. Benissimo, grazie a tutti e appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 9:35 sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, e adesso linea alla rete e buon weekend.